Ho usato Stefano, Paolo e Gian Silvio come complici di questa sigla, chiamiamola così iniziale. Siate veramente i benvenuti e le benvenute in questo ameno posto, in questa bella località che si chiama Sant'Anna, e anche se con qualche giorno di ritardo voglio portare gli auguri di buon onomastico a chi a questo nome è collegato. Facciamo un applauso qui a tutte le Anna. E la Cecco. Non nascondo naturalmente che arrivare qua a Sant'Anna, quindi arrivare all'interno della comunità lodina, mi fa piacere. Mi fa tanto piacere per tanti motivi che molti di voi in questa piazza conoscono, tra compari, comari, amicizie che si sono risaldate nel tempo, e dopo 4 anni rimettere i piedi in questo palco a me veramente mi dà fierezza e orgoglio. Ringrazio quelli che sono veramente i capisaldi di questa organizzazione, coloro che per un anno si sono incontrati, si sono forse anche a volte litigati, ma sempre con il sorriso, sempre per il bene di questa festa che con gli anni è diventata uno dei punti di riferimento anche culturali e folclorici, non solo dell'Alta Baronia, ma penso anche di tutta la nostra isola. E quindi l'applauso più bello ai cinquantenni del 1968 che sono là in fondo al gazebo e forse sparsi anche in mezzo a noi. Andremo a tracciare, e mi auguro, un solco indelebile
dentro quelle che sono le nostre consuetudini, o chiamiamole tipicità, o chiamiamole arrivo dal focolare domestico. Quando si ballava, quando si cantava, quando si gioiva dopo una settimana di intenso e duro lavoro, succedeva anche all'interno del popolo, della comunità di Lodè. Un popolo molto orgoglioso del suo passato, ed è un passato che riesplode sempre con straordinaria bellezza. E vi dico anche il segreto di questa comunità, perché si è sempre cercato di creare un anello di congiunzione con il passato. L'anello di congiunzione per chi fa folklore, per chi crede nella cultura, è molto importante, quindi dare seguito, mandare in pensione i vecchi di 120 anni e dare spazio ai più giovani. Così come fa da qualche tempo a questa parte il gruppo folk Pietrino Apeddu. Che nome? Un nome molto importante appunto per la comunità lodeina, che lega il suo nome stesso, questo gruppo, forse al più grande, al più evolutivo suonatore di organetto che abbia conosciuto la storia di Lodè. Mi facciamo un applauso, Enzo Pietrino lo merita. Posso spezzare una lancia in suo favore quando ricordo che questo uomo che faceva, ricordate, il vigile, non ha mai percepito mezzo centesimo di lire. Forse Liero non li ha conosciuti perché quando lui andava ad esibirsi col gruppo da solo era la sua gioia, era la sua felicità. Bene, onore quindi a zio Pietrino Apeddu e a questa bella formazione. Mi diceva Tito, non vorrei andare in pensione, ma noi in pensione, Tito, gente come te, non ne abbiamo bisogno di riposo. A noi serve la gente che dà evoluzione al ballo, che dà affetto, amore e lo crea anche tra i più giovani. Guardate come sono belli. Possiamo iniziare quindi, state con noi, alterneremo un po' tra un gruppo, un tenore Antigua Serenadas, che ci inviteranno tutti insieme a ballare, e poi continueremo sino all'alba di domani mattina. Quasi. Benenidos a Sant'Anna, grazie veramente ancora di cuore, un affetto profondo nutro per la leva del 1968. La festa qua inizia, questa bella ultima giornata, ultima serata, dove trionferà il folklore, quindi i suoi suoni, i suoi abiti, i suoi canti e soprattutto i suoi balli. Un gruppo folk, per poter esistere, per essere bello, ha bisogno di una bellezza legata al suono dell'organetto diatonico, e il gruppo folk Pietrino Apeddu non si è fatto mancare nulla, perché fatta in casa abbiamo qua sul palco, sulla mia sinistra, Dalila Deiana. E che bello, no? Vedere una ragazza giovane e anche il suono affettuoso che si rinnova, e lo fa anche attraverso il primo ballo con il gruppo folk Pietrino Apeddu su Ballo Lestru de Pietrino. Pietrino Apeddu è il gruppo e la festa inizia.